Questa sera abbiamo avuto una grande opportunità per poter capire le nuove opzioni che ci arrivano, diciamo, dal GAL, per cui grazie in maniera particolare al Presidente Carlet, al Direttore e a quanti hanno partecipato questa sera. Credo che il nostro territorio abbia assolutamente bisogno di investimenti importanti, prova ne è anche proprio in questi giorni dove praticamente una scuola, l'unica scuola che abbiamo sul territorio a livello diciamo di scuola superiore andrà a chiudere alla fine dell'anno, per cui il problema legato allo spopolamento effettivamente è qualcosa di molto importante per il nostro territorio. Da questi tre progetti effettivamente abbiamo delle opportunità importanti da poter sviluppare e portare a casa per fare in modo che il nostro territorio non sia in un costante stato di abbandono. Per cui grazie al GAL per quello che hanno portato avanti questa sera e cerchiamo di portare a casa quei contributi che assolutamente abbisognano per il nostro territorio.